Buongiorno e ben ritrovati nella mia cucina per proporvi una ricetta con un ingrediente davvero particolare che non tutti conoscono: il fagiolino metro, un ortaggio estivo che ha la caratteristica di essere lunghissimo, sottile e senza filo. Infatti è più semplice pulirlo. Basta togliere l'estremità superiore. Il fagiolino è ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo. In questa ricetta, adattabilissima a tutte le varietà di fagiolino, prepareremo un fagiolino metro con patate e pomodori ciliegino. Ecco gli ingredienti: 300 g di fagiolino metro, 9 pomodori ciliegino, 2 patate, basilico, olio evo, mollica, origano, curcuma, pepe nero, sale e 2 spicchi d'aglio. Iniziamo col pulire il fagiolino. È un passaggio molto semplice e veloce, basta togliere l'estremità superiore. Peliamo le patate e le tagliamo a tocchetti. Tagliamo in 4 anche i pomodorini. Ed ecco le nostre verdure pulite e ben lavate. Adesso ci occupiamo della cottura del fagiolino e delle patate. Possiamo sia lessarli o cuocerli a vapore. Io ho scelto quest'ultima per preservarne il sapore e le loro proprietà nutritive. Quindi, in un tegame pieno d'acqua, con dentro il cestello per la cottura a vapore, inseriamo il fagiolino e le patate. Mettiamo il coperchio e cuociamo per 30 minuti circa le patate, che appena cotte andremo a togliere, continuando la cottura del fagiolino per altri 10 minuti. Adesso il fagiolino è cotto e lo teniamo da parte. Nello stesso tegame mettiamo uno spicchio d'aglio, l'olio, la curcuma, le patate, il fagiolino, aggiustiamo di sale e pepe e insaporiamo per 5 minuti e teniamo da parte. Nella stessa padella mettiamo uno spicchio d'aglio, l'olio e i pomodori, un pizzico di sale e l'origano. E lo facciamo ammorbidire. A fine cottura aggiungiamo il basilico. Per ultimo, sempre nello stesso tegame, tostiamo la mollica.
Adesso siamo pronti ad assemblare il piatto. Io ho creato col fagiolino, data la sua lunghezza, dei nidi. Poi ho adagiato sopra le patate e i pomodori e infine ho dato una nota croccante con la mollica tostata. Ed ecco pronto il nostro piatto, un contorno gustoso e originale per le vostre cene o pranzi estivi.